Momento importante oggi per il futuro della CNA, dove si è svolta un'assemblea elettiva quadriennale dal tema Ripartire insieme nel 2021, che ha visto la presenza dei quadri provinciali e regionali e del segretario generale nazionale Sergio Silvestrini. PNR di cui tantissimi si lamentano, molti ordini professionali, in quanto la Sicilia e la nostra provincia sarebbe stata dimenticata. Segretario, il suo punto di vista? Credo, non mi pare, adesso verificheremo, il piano nazionale non dettaglia i singoli strumenti, è un work in progress, vedremo, valuteremo. Le risorse dedicate comunque al Mezzogiorno e alla Sicilia sono davvero tante e importanti. Su 230 miliardi a disposizione nei prossimi 5 anni, il 40% di queste risorse sono a disposizione del Mezzogiorno, 40%, e all'interno del 40% una parte significativa sono a disposizione della Sicilia. Il problema è spendere questi denari, non è averli questi denari, lo dico per paradosso. Bisogna qualificare la nostra spesa, la capacità di gestire gli investimenti, le risorse che sono enormi. Piano comunitario e PNR, questo nostro Paese nei prossimi 5 anni avrà a disposizione non meno di 350 miliardi di euro. Sono altro che piano Marshall degli anni 60. Ecco, allora dobbiamo avere questa consapevolezza, basta un po' lamentarsi. Rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo per il meglio, diamo una spinta forte all'economia, motiviamo i nostri imprenditori che hanno bisogno di essere rassicurati, di avere opportunità di investimento, tratteniamo i giovani in questa regione, non li mandiamo in altre regioni, all'estero, abbiamo intelligenza, capacità, vivacità e dobbiamo fare del tutto perché i giovani rimangano in questa regione a dare il proprio contributo alla società, alla comunità e alle imprese, ne abbiamo davvero un grande bisogno. Ci troviamo in una realtà CNA molto forte, molto consolidata, la CNA di Agrigento mi pare che sia all'altezza di questa sfida, ha stabilito rapporti profondi, proficui, sistematici durante il periodo pandemico, essendo un forte elemento di rassicurazione, di ristoro, di qualità dei servizi. Insomma, voglio dire che c'è un certo orgoglio nel far parte di questa grande organizzazione che tanta cura mette nel rapporto con i propri associati e con gli imprenditori tuttora. Certamente oggi è una giornata importantissima perché celebriamo i 50 anni della nascita di CNA Agrigento, ma naturalmente la cosa fondamentale è perché oggi segna la celebrazione dell'assemblea quadriennale elettiva. Oggi si celebrerà questa assemblea che serve a CNA Agrigentina a rinnovare le cariche istituzionali. Ed è anche lo spartiacque perché noi abbiamo il titolo della nostra assemblea è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non l'abbiamo fatto per caso. Questo serve per focalizzare l'attenzione degli imprenditori ma anche della classe dirigente su un evento importantissimo per il nostro territorio ma anche per l'Europa. Noi abbiamo attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la volontà, l'ambizione di far creare un tavolo tecnico, una regia attraverso la quale CNA possa essere protagonista per cercare di individuare le risorse che servono per rilanciare il nostro territorio, per colmare il gap infrastrutturale e digitale che la provincia di Agrigento sconta rispetto ai paesi del nord Europa. Lo slogan comune a tutte le assemblee è quello di ripartire insieme. Dopo la pandemia che purtroppo ancora non ci lascia è necessario riprendere il filo per tornare a sperare, per tornare a lavorare, a produrre, quindi questo è il tema principale. Però assieme a questo tema abbiamo anche focalizzato l'attenzione sul PNRR, questo che è uno strumento importante che però purtroppo per la Sicilia e per il territorio agrigentino non ci sono un granché di risorse, almeno per quanto riguarda le infrastrutture, ma adesso noi apriremo questo dibattito perché ci sono anche altre misure per quanto riguarda la cultura e il turismo e quindi vogliamo capire cosa bisogna fare per non perdere questa grande opportunità. È una giornata di festa, una giornata in cui raduneremo tutti gli associati per definire i contenuti, i programmi e le strategie per il futuro. Abbiamo messo al centro i mestieri. Ecco, questa è una novità importante su cui ci soffermeremo perché vogliamo essere sempre più connessi al territorio e quindi con i mestieri dare maggiore peso alle singole attività professionali. E poi anche un momento di festa perché celebriamo i 50 anni della CNA di Agrigento e i 75 anni della Fondazione Nazionale. Abbiamo il nostro segretario Silvestrini, tutte le autorità rappresentanti delle istituzioni, quindi è un momento anche di confronto per aprire questo
patto per il territorio, perché vogliamo che finalmente si possa fare rete e sistema per il bene delle nostre comunità e delle nostre imprese. Un bilancio di 4 anni di attività, cosa si può dire? Io mi sono innestato, però sono 3 anni che ho l'incarico di segretario provinciale della CNA di Agrigento, un bilancio ovviamente all'agrodolce, perché non mancano i problemi, non mancano le difficoltà, le emergenze e le criticità, soprattutto scaturite dalla pandemia, i cui effetti devastanti hanno messo in ginocchio le imprese, però abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato con grande impegno e i risultati arrivano, perché siamo stati anche, questo lo dico con orgoglio, i primi sul podio nazionale per quanto riguarda l'adesione delle imprese. Questo significa che il lavoro paga. Oggi è la prima tappa per quanto riguarda le assemblee provinciali, domani saremo Palermo e Trapani, domenica saremo a Enna e Siracusa e il prossimo weekend completeremo con Messina, Ragusa e Catania, per poi completare il nostro tour siciliano del 4 ottobre a Taormina, al Palacongressi, dove il tema che la CNA Sicilia sta mettendo e sta impiantando è il rilancio del Mezzogiorno. La Sicilia vuole essere protagonista di un'opportunità che il PNRR sta mettendo a disposizione all'Italia, e la Sicilia deve essere da volano per tutto il Mezzogiorno. Ci vogliamo candidare per poter realizzare, per poter consigliare, per poter dare la possibilità, secondo i punti di riferimento che fanno parte del PNRR. Stiamo lavorando con le istituzioni, lo stiamo facendo con la sensibilizzazione anche della politica regionale, ma principalmente col governo nazionale, per fare diventare strumentale e strutturale il ecobonus, perché abbiamo visto che c'è una grande ripresa, l'economia siciliana e italiana si sta mettendo in movimento con l'edilizia e l'indotto dell'edilizia. Sì, sicuramente oggi è una giornata importante, noi facciamo delle valutazioni sui fondi che ci sono previsti per la Sicilia e per il Mezzogiorno. È importante per noi pensare per le imprese e per lo sviluppo dopo questa grande crisi di pandemia che c'è stata. Sarà il futuro dei prossimi giorni quello che noi stiamo cercando di fare e sviluppare oggi, che coincide anche con la nostra assemblea elettiva quadriennale, dove vengono rinnovati gli organismi. Perciò i prossimi dirigenti si devono impegnare ad attivare anche queste cose.